Bentrovati amici dell'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci, la coppia che spacca. Adesso intanto vi ringraziamo per tutte queste visualizzazioni, questi contatti incredibili, quasi 1000, Piero, veramente i social network sono in fiamme. E a grande richiesta per questa settimana ci sdoppiamo, oltre al commento consueto delle gare di campionato, andiamo con i pronostici, un gioco che a quanto pare appassiona tutto, dai grandi ai piccini. Ma ci fanno lavorare, Salvo, perché effettivamente è diventato un impegno, che abbiamo cominciato scherzando, per un incidente è nata questo nostro appuntamento, e invece sta diventando una cosa seria, perché come diceva Salvo, quasi 1000 amici che ci seguono, è una cosa che ci inorgoglisce, ci dà motivo per continuare ad andare avanti. Quindi come il Radio Out di Peppino Impastato trasmettiamo dai sobborghi del calcio siciliano, quindi non abbiamo gradi di nobiltà, però comunque grazie a voi il nostro successo si sta espandendo quasi a macchia d'olio. Mister, allora incominciamo a parlare sul serio, andiamo a parlare delle partite di campionato, una giornata incredibile, scoppiettante, dove secondo me ci saranno diversi verdetti che potranno influire sull'andamento delle squadre durante il campionato. Andiamo ad analizzare ad uno ad uno. L'Alcamo di Chico, che ha 6 punti a punteggio pieno, incontra la Pro Favara di Romano, quindi Pro Favara che ha cambiato allenatore, dato che poi parleremo più avanti di Muto l'ammazza allenatori, e quindi questo Alcamo Pro Favara, come... già la notizia è l'ulteriore cambio di allenatore, che dopo Iacono e adesso pure Filippazzo ha lasciato la panchina, grazie al nostro amico Corrado Muto, che poi ci torniamo a parlare quando parleremo della Palmoball. E dai, è una notizia, l'ingresso alla panchina di Pippetto Romano, che comunque lui ha avuto una panchina importante come Licata, Siracusa, quindi andare in eccellenza e prendere una squadra quanto Favara la dice lunga sugli intenti di questa squadra. Quindi domenica sarà veramente una partita da vedere, perché l'Alcamo di Chico sta facendo bene, ne abbiamo parlato tanto in queste nostre 2 puntate di campionato, però incontrerà un Pro Favara che comunque per me e per noi rimane sempre una delle favorite di questo campionato, e confermiamo. Quello però che volevo domandare io è, allora, Pro Favara va bene, è una neopromossa, ci siamo, comunque sia le ambizioni sono altre, però voglio dire, non c'è troppo poco tempo lasciato a questi allenatori anche per lasciare un'impronta su una squadra che comunque sia cambiato e ha delle ambizioni, ed è comunque una neopromossa, non ce lo dimentichiamo, anche perché il salto di qualità, parlavamo la scorsa settimana, lo deve fare anche la dirigenza. L'allenatore deve essere sempre vittima, perché qua l'allenatore non conta niente, è facile cambiare allenatore dopo una giornata. Iacono già saltato, a questo punto lo cambiavano prima. Allo stesso discorso Filippaccio, non avevano fiducia, perché affidagli la panna all'inizio del campionato d'eccellenza? Ecco, sono delle domande che onestamente sono sulla bocca di tutti e forse nessuno fa. No, hai ragione, perché figurati, rispondi una porta aperta, io da tecnico difendo i miei colleghi, quindi secondo me dico a tutte le società veramente di dare tempo agli allenatori, perché se voi ritenete che un allenatore, come dice il Giuseppe Salvo, non sia buono, è inutile che lo prendete, perché un allenatore si prende se si conosce, non perché viene raccomandato, perché porta uno sponsor o perché chissà quale motivo, che l'allenatore alla fine vi rendete conto che è un fattore importante per una società. Quindi non è che vi dovete rendere conto, perché voi, le società si dicono, vabbè, l'allenatore non importa, vediamo, quello porta lo sponsor, quello non costa niente, quello costa poco, però poi vedete che magari c'è qualcosa che non va, l'allenatore non è buono. Ma non è che ci voleva chissà che cosa per capire che un allenatore che chiede 1000 magari può essere più bravo di un allenatore che non chiede nulla, o che magari porta dei soldi. Non è io non voglio dire questo sui 2 tecnici che sono andati via, però nell'assieme, quando si prepara una squadra, pensate prima a prendere un buon che l'allenatore evidentemente è buono. Quindi Pippetto Romano, per carità, è un ottimo allenatore, quindi già vedete che incominciate a capire chi sono gli allenatori buoni e chi magari meno buoni. Ma anche quel fatto di, prendi un allenatore nuovo, giusto? A questo punto hai fatto saltare la preparazione, quindi non ho avuto modo di conoscere i ragazzi, adesso subito magari subentra il martedì e già la domenica o il sabato è la partita già importante. E poi ci ritorniamo anche a Mazzara, perché lo stesso problema lo avrà ancora Mazzara, ci ritorneremo magari piano piano. Ecco, diciamo che il filo conduttore di questa puntata sarà proprio questo
stravolgimento delle squadre, proprio vittime gli allenatori. E infatti. Allora, quindi al Campopro Favara abbiamo parlato di queste due No, e questa sarà una partita molto adesso però aperta a tutte e tre. ci dobbiamo sbilanciare, i pronostici stiamo facendo. Vabbè, così vi faccio dei nemici. Ma te l'ho detto. Ma io, guarda, per quello che sento a livello a pelle, io penso che sia una partita da X2. Perché sorpresa. Voglio prendere i soldi, me lo segno pure, X2. Perfetto, così poi ci arrivano tipo le lamentele e ci tireranno le No, non la togliendo, perché gli amici che sapete quanto vi seguiamo, e quindi abbiamo sempre parlato bene di voi. Continuiamo adesso con un altro big match, Campofranco-Mazzara. Il Campofranco reduce la stagione passata trionfale, adesso sta un po' arrancando. Comunque ricordiamo gli acquisti del Campofranco, voglio dire. Ragazzi, qua parliamo di un Campofranco che vuole a tutti i costi rimanere una regina di questo torneo. Campofranco in settimana ha preso Messina, Marino e Balistreri. Stiamo parlando di 3 giocatori di categoria, anche qualcosina in più, e quindi qua l'amico Restivo, adesso, ecco, parlando di allenatori, adesso Restivo non ha cosa a dire. Per cortesia non appelliamoci alla sfortuna, ti importa il tempo, il campo, perché sono delle cose che non portano a niente. Il Campofranco ha una grossissima squadra, adesso ancora di più, e quindi non può nascondersi dietro al dito. Quindi il Campofranco deve assolutamente fare un campionato di vertice. Quindi adesso io mi azzarderò pure a un pronostico. Attenzione, perché c'è poi il Mazzara con Bruccoleri che aveva richiesto in settimana il rinforzo. Sì, infatti hanno mandato via Maltese, che è uno dei... vuole il rinforzo e hanno mandato via Maltese, che per me è uno dei più forti difensori della categoria. Maltese è 92, è un 92, è fortissimo, a me piace tanto. Però per problemi disciplinari, quindi io non entro in merito, perché non conoscendo quali sono i problemi non possiamo giudicare, però per me hanno perso una grossa pedina dietro. Comunque hanno detto la società che avrebbero accontentato Bruccoleri, però non si sa, ancora non ci sa niente ad oggi. Spariamo, dai. Io la vedo brutta per il Mazzara, io penso che il Campofranco vincerà questa partita. Mi dispiace perché nel Mazzara gioca mio figlioccio, che è Giuseppe Polito, che è un grande. Dovrebbe rientrare a tempo pieno. Dovrebbe rientrare a tempo pieno, e comunque questo è un giocatore, ad esempio, che meriterebbe almeno la C per quanto è bravo. Quindi, però come dovrebbe dire la logica, dovrebbe essere un 1 fisso, e quindi il Brook deve fare, anche perché non gli hanno, insomma, ancora non si è mosso il Mazzara, quindi se anche questa volta non vedranno i 3 punti, non sarà colpa di Bruccoleri, quindi 1. Andiamo avanti con la Folgore che incontra il Serra di Falco di Tutrone. Dobbiamo parlare di partita a rischio o no? Perché dico, i tifosi sul web continuano a non essere contenti, anche dopo la trasmissione. C'è gente che ci ha contattato e ci ha detto è meritato, non è giusto, non siamo contenti, è una squadra che deve stravincere, una squadra che deve giocare bene, è una squadra che deve fare molto di più di quello che ha fatto fino adesso. E questi sono i tifosi, non è un parere personale, sono cose scritte, le possiamo dimostrare, vedere. Ho avuto modo in settimana di parlare con il nostro amico Massimo, di cui mi ha detto giustamente, e anche lui ha le sue giustificazioni per quello che riguarda quello che sta succedendo, che comunque in un campionato d'eccellenza ci possono anche stare. Poi anche il sacrificio che ha fatto, si è privato di Messina, però ha preso Palmieri, che è un grosso attaccante, quindi lì penso che Massimo sia stato accontentato. Però voglio dire una cosa, attenzione alla Folgore, perché la Folgore in settimana ha preso Coco, Rostella, sono due attaccanti buoni, e Giacalone, che era nell'Alcamo, è il centrale di centrocampo, è un centrocampista, quindi anche lì vedete che la Folgore
ci crede, dice vediamo di salvarci il più presto possibile, perché questo è il campionato della Folgore. Quindi stiamo attenti, io dico stiamo attenti a Massimo, perché comunque per me il Salifalco non ha mai avversari per quello che è la qualità di questa squadra, quindi urgono i 3 punti, perché anche un punto sarebbe poco, e quindi urgono i 3 punti in un campo che noi sappiamo bellissimo, ma è un campo pesante, quindi si va a giocare a calcio lì, quindi questa è una partita, io metterei la tripla in questa partita. Me la consenti una tripla? No, non te la consento, perché io vado per il 2 del Serrafalco, perché io voglio bene al Massimo, però deve vincere. E io lo posso dire che sono un bastardo, sì. Sì, appunto, deve vincere. E allora metto 2, però io metto piccolo, metto una tripla sotto, ne mettiamo 2 per il Serrafalco. Perfetto, andiamo avanti con Leonfortese di Mirto che si scontra contro la Riviera Marmi di Bonfiglio, partita con 2 squadre appaiate a 4 punti e con questi nelle prime 2 giornate hanno raccolto quello che potevano in maniera dignitosa. È un confronto alla pari secondo te? Io dico di sì, perché a me piace parecchio Riviera Marmi, ha fatto vedere anche che fa bene anche fuori casa, quindi la Leonfortese sappiamo che dentro casa è una buona squadra, sì, proprio, guarda, è talmente alla pari questa partita che io vedo un pari. Infatti, appunto. E quindi possiamo anche andare avanti. Siamo sulla stessa lunghezza. Andiamo alla Parmonval. Allora, Corrado Muto ormai si sta facendo la fama di ammazza allenatori. Non vorrei che per il povero Mimmo Bellomo, allenatore del Raspadali, non c'è 2 senza 3, e quindi tipo adesso fa fuori pure lui e quindi si attirerebbe le antipatie quantomeno di buona parte della categoria. No, a parte gli scherzi, la Parmonval ha un'occasione, Piero. La Parmonval ha un'occasione e non la deve sbagliare. Allora, è normale che noi siamo di Palermo, è normale che noi tiriamo per la squadra di Palermo, mi sembra normale. Se io vado a San Giovanni o a Cammarata e c'è Rino Pitanza giustamente tira per le squadre casalinghe. Noi siamo per la nostra squadra palermitana, che è la Parmonval, e ha un'occasione per mettere altri 3 punti importantissimi per quello che riguarda la salvezza, e sono alla portata perché non ritengo il Raffadali ancora qualitativamente preparato per questo torneo. Non me ne voglia il mio amico Mimmo Bellomo, io ero alla 7 Cannoli e allenavo gli allievi, e lui allenava la prima squadra, quindi siamo amici da tanto tempo con Mimmo ed è un bravo tecnico, però mi spiace Mimmo, ma è una categoria importante e quello che hai in mano è poco, quindi anzi quello che potrai fare sarà un miracolo sicuramente, ma io vedo un 1 fisso per sabato. Proseguendo, allora c'è l'esame di maturità per il Marsala di Sandri, perché va a Rocca, che Rocca ha 6 punti, cioè queste prime 2 partite ha impressionato, è inutile che insistiamo lì, ha impressionato. Però adesso da un lato il Rocca deve confermare dentro casa, deve dimostrare di essere una squadra vera, nel senso tipo continuare col trend positivo, e il Marsala invece deve andare a Rocca, perché una squadra che vuole ambire a vincere il campionato deve andare a fare punti. Sì, ma io sono sicuro che anche perché, ecco, Maltese del Mazzara è andato nel Marsala, anzi è tornato nel Marsala, quindi questo forte difensore adesso è in casa di Sandri, quindi diciamo che per quanto riguarda un piccolo rinforzo il Marsala lo ha preso, anche che aveva qualche gol in più l'aveva preso in queste partite, quindi sarà un acquisto importante per la squadra trapanese. Quindi il Marsala secondo me andrà a fare risultato, perché comunque il Rocca è sempre una squadra che secondo me ha 6 punti, ha avuto un inizio di campionato che è stato favorito all'inizio, ha incontrato il Pro Favara, che comunque ha fatto una grande partita, è stato molto sfortunata, hanno vinto 1-0, quindi ci sono dei risultati che comunque vanno letti in una certa maniera. Quindi il Rocca sicuramente, poi conoscendo il Bongiovanni, è una squadra che le squadre di Bongiovanni sono molto guardinghe, quindi poi ripartono, giocano molto bene in ampiezza, quindi la squadra di Sandri aveva dei problemi perché aveva poca profondità per sfruttare i suoi avanti, Cimò
e compagnia Nel bella. senso, Però, tipo, tu vuoi dire Marsala che fa la partita e Rocca che li aspetta e cerca cerca di puntare, però penso che alla fine il Marsala potrebbe riuscire a portare via i 3 punti dal Rocca. Io mi azzarderei proprio con un 2 fisso. Ok, va bene. Vediamo se... Vedremo cosa succederà. Quindi Marsala che viene promosso all'esame di maturità. Sì. Andiamo al San Giovanni Gemini che incontrerà il San Sebastiano, che adesso deve levarsi di dosso l'etichetta di vittima sacrificale di questo girone. E sarà la vittima sacrificale, perché secondo me a San Giovanni non andrà a... Dopo ci dobbiamo far odiare dagli amici di Enna. No, Vabbè, no. almeno tipo a Enna io non ci invece vado. io vorrei che il San Sebastiano, perché io credo che, almeno che io ne sappia ancora, non si è mossa Aspettiamo per di risolvere qualche problemino del salto di categoria, quindi si continua su questa falsa riga. A San Giovanni, che è un'ottima squadra, che ha 2 punti, però io la vedo sempre in zona playoff, quindi sarà in zona playoff, poi è un centro molto bello, dei tifosi eccezionali, quindi secondo me difficilmente sbaglierà la partita a San Giovanni. Poi c'è il mio figlioccio De Luca che farà gol, quindi Agostino risolverà qualche problemino. Comunque io vedo un 1 fisso. Perfetto. Per questa partita. Forgiamolo nell'acciaio l'1 fisso. E allora adesso concludiamo la lettura del girone con San Cataldese Camarat, una partita tra Lirio Torregrossa, una partita a scacchi tra Lirio Torregrossa e Renato Maggio. Voglio dire, San Cataldese ha 2 punti, il Camarat ne ha 1, tutte e 2 hanno bisogno di 3 punti, un punto a testa. Ma non servirebbe a nessuno. Allora, Lirio con i punticini ci campa, perché Lirio è uno che e qua ci voleva proprio il telefono per rovinare tutto. Questo per quanto riguarda le nostre dirette, sono dirette al 100%. No, non intendiamo neanche tagliare, perché siamo famiglia, non è un problema. Quindi dicevo che Lirio con i punticini proprio ci campa, perché è un ex calciatore ottimo, e quindi sa qual è e cosa significa proprio arrampicarsi e conquistare questo traguardo che è la salvezza, e quindi potrebbe anche starci il punticino. Però ricordiamo sempre che San Cataldo è una piazza rognosa, quindi Maggio non avrà vita facile. Quindi io la vedo un 1x, anche se devo dire che in settimana hanno preso l'attaccante albeggiano, credo che sia Licata, no? Sì, quindi diciamo ha pensato a qualche rinforzino Renato, quindi secondo me sì, un 1x2, dammela una tripa. Vabbè, partita la tripla aperta a tutte le 1x2, perché non mi voglio dispiacere gli amici miei di Cammarata, perché vedere che il Camarat ha un punto proprio fa impressione proprio, quindi mi piacerebbe che magari venisse un po' su, perché se già ci lamentavamo lo scorso anno che eravamo in zona metà classifica, adesso proprio è uno sfracello questo inizio campionato. Posso fare una domanda cattiva? E quando va? Allora, scusa, nell'eventualità che il Camarat perdesse pure questa partita, giusto? Non si parlerebbe di cambio in panchina. Ti posso dire, secondo me non si parlerebbe di cambio in panchina. Lui è un bastardo. Secondo me siccome il tema della giornata, non si parlerebbe di cambio in panchina. Ma l'anno scorso, con l'allenatore che c'era prima, che neanche voglio dire come si chiama perché lo sappiamo tutti, giusto? Vabbè, un mese prima. Sì, ma ti sto dicendo, è un mese prima, l'allenatore che porta il nome del mese prima, dico, si sarebbe potuto permettere un inizio di campionato così. Ci sarebbe stato un linciaggio proprio lapidario in piazza. Un'opinione. Allora, tu sei giovane. No, per carità. Tu sei giovane. Allora, Renato Maggio è un'istituzione a Cammarata, e comunque Cammarata gli deve parecchio, perché se oggi il Camarat è una squadra d'eccellenza ed è anche una squadra quotata in eccellenza, è un po' come Palermo con Zamparini. Sì. Zamparini c'è da ucciderlo, però Zamparini ci ha portato in Serie A. Renato in questo momento, magari mi auguro che adesso risolverà i problemi, ma
metti caso, perderà anche domenica, ci sarebbe da ucciderlo, però ma ci ha portato dove siamo. Quindi c'è questa la situazione. No, era una domanda la per situazione. curiosità. Non lo so, ma io credo che alla fine potrebbe anche Renato mettersi un po' da parte e dire ragazzi, allora mi metto da parte io, ma perché diciamo che noi allenatori facciamo anche queste cose. E può essere che mettendomi da parte, come ha già fatto, lui ha fatto questo, e nel passato ha detto attenzione, metto un attimo da parte per il bene. Perché lui comunque è tifoso è sua del Camera, quindi può anche darsi che potrebbe esserci questa era soltanto una cosa, auguriamo sempre le migliori cose, quindi assolutamente tanto per discutere. Allora passiamo adesso alle palermitane in promozione, che adesso andiamo a guardare, diciamo, questo sconso derby tra i Delfini e il CUS, quindi Perricone contro Zappavigno, due persone che conosciamo. I Delfini che stanno proseguendo, diciamo, sulla lunga onda dell'anno scorso e continuano a macinare il gioco, comunque e risultati, perché comunque 4 punti con le prime 2 giornate, e il CUS che invece è in questo limbo del punticino soltanto della scorsa settimana, adesso avrebbe bisogno anche se qualche boccata d'ossigeno. Magari giocando a Palermo e Zappavigna ci conosciamo tutti, magari si gioca in trasferta ma gioca sempre siamo in casa, magari potrebbe anche pensare di andare a fare una partita anche da 3 punti in casa dei Delfini. Io Zappavigna sarà che anche lui lo seguo da quando giochicchiava a calcio, e quindi a me piace Zappavigna, come deve essere anche Perricone, quindi io penso che comunque i Delfini avranno un osso duro davanti, uno perché è un derby, i ragazzi si conoscono, quindi queste partite un po' rompono tutti gli schemi, tutte quelle che possono essere, i Delfini sono migliori o il CUS è un po' meno attrezzata, quindi è una partita comunque da derby dove ci potrebbe essere qualche sorpresa, mentre io vedo che i Delfini si vanno inquadrando e cambiano anche qualcosa, anche come assetto, poi ho visto che è entrato anche il nostro Beninati, Alessio è tornato, migliori auguri, infatti noi siamo molto legati ad Alessio, infatti mi aggrego agli auguri di Salvo, è andata a rinforzare questa squadra che già era buona di suo, quindi i Delfini sono sempre favoriti, però anche qui metterei io... No Piero, io sono lapidario, per me è uno... Allora devo dare uno per quello che riguarda il CUS, il CUS deve crescere, per me il CUS in questo momento nel processo di crescita del Delfini allora e sono, come comunque sia, è una realtà che è più conforme alle... Allora io do uno, però dico Zappavigna. Vabbè, veniamo di fare un gambetto al nostro amico Perricone. Andiamo avanti, Sergio Maggio con il Monreale va a Pavignana. Si va a fare i bagni. Dico, ci sarà bel tempo di fare il bagno. Ci sarà bel tempo, ci fanno... non è facile, vero? Non è facile perché non sappiamo niente di questo Pavignana è sempre... cosa vuole fare, è la prima partita, perché la prima partita ha riposato, quindi all'esordio a questo campionato. Sergio è costretto a vincere, perché Sergio è chi ha una Ferrari in mano, è costretto sempre non può andare lì a fare finta di fare la partita, il punto Sergio deve andare a vincere, quindi io metto 2. Ok, perfetto. Velocemente per chiudere, diciamo, andiamo a parlare del Canini, diamo almeno una speranza. Ragazzi, 0 punti hanno Stratatti, vanno a Stratatti. Io dico a Guarneri, dico all'amico mio Corona, andiamoci a prendere questi 3 punti. Io per tifoso del Canini metto 2, perché se non vai a vincere a Stratatti, ragazzi, vedete lo dovete fare, cambiate sport. Sì, ma non è facile. Non è facile, io da tifoso. Niente, chiudendo, diciamo, andiamo a leggere le altre partite, diciamo, con Montemaggiore Cefalù, che andiamo velocemente perché poi il tempo stringe. Io qua metto anche un 2. Perfetto. Paceco Fulgatore io metto 1 fisso, dai. Perfetto. E Salmi Castellammare? 1. E Dattilo Ligni Trapani, che è la partita, diciamo, in cui forse... Ma qua potrebbe starci anche il 2 per il Ligni, perché io l'ho vista, una squadra che mi piace tantissimo. Perfetto. Riposo il Real Calcio?
Un ringraziamento come sempre a voi da casa che ci seguite in tantissimi, dall'edicola di Piero Gatto Salvo Soci e tutto. per i Veronostici è tutto, e ci vediamo lunedì con il recap di quello che è successo durante la settimana. Ciao e buon Ciao. bacio a tutti!